Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video rispetto al mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare del post partita di Torino-Milan, che è appena finita da 2 secondi da seconda, cioè da quando sto registrando il video, e finisce per 3-2 per Milan, che al momento interessa la classifica. Intanto ritorna lo scaldavaccollo del Napoli e non so da quanto tempo, da un mesetto, più o meno da metà novembre più o meno, che non lo vedevate, però vabbè. Finisce 3-2 per il Milan. Il Torino che fa lui il primo gol al 10° minuto sul rigore, lo segna Vlasic. E poi segna al 17° minuto, Zapata. Contenevo pure fantacalcio, quindi sapete Zapata, Oilund, Neres, McTominay, cioè sti buoni, eh? Poi mo che vi cito i due marcatori avversari che ho contro e che hanno segnato, forse Hashim un pareggio, boh, non so, vabbè. Ehm, se dopo manca 10 minuti, no? Questa cosa che Torino mi fa incazzare proprio, ma mi fa incazzare seriamente. Che non si può tenere un risultato, cioè dopo 10, no, cioè non sa tenere il risultato per più di 20 minuti. Che ha segnato, ha segnato in 20 minuti, in 17 minuti, ha fatto 2 gol. E tutti quanti qua, noi napoletani, stavamo dicendo, oh, tra l'altro che Luca Modric prende 7,5, ha fatto questa una bella prestazione, bellissima, io. C'è una cosa straordinaria, che su Guaglione, cioè a 40 anni, fa via 7,5, fa prestazioni così, cioè, boh, non so come fa, vabbè, cioè tu, anche vinto 30 minuti, no? Non sai tenere un risultato, perché al 24° minuto, dopo 7 minuti, sì, 7 minuti, 3, 7 minuti, segna Rabiot del Milan contro il Fantacalcio. Che già stai dicendo, aspetta, Torino, fai una Zapata, fai un altro gol che così almeno te la vai a chiudere la partita. Te la vai a chiudere 3-1, te la vai a chiudere. E me la chiudevo pure io a Fantacalcio, però vabbè. E poi al 67° minuto e pure al 77° o per 10 minuti ha fatto il doppietto Pulisic, che qui pensa migliore in campo, il migliore in campo, cioè tutti noi napoletani vediamo per differenza reti, pensa per reti subite, cioè gol presi. Se mi vedete che guarda all'aria, perché sto cercando di ricordare tutta la partita. Vabbè. Cioè per dire, non mi ricordo se è per gol presi o gol fatti, però penso che abbiamo più gol fatti noi che loro, quindi essere tipo un gol subiti. Una cosa del genere. Cioè, però, Torino, tu non sai, almeno per un tempo, per 45 minuti, tu sai tenere un risultato. Cioè, stiamo giocando pure buono Torino, però poi non so se è fumato. Cioè, dopo 20 minuti, stanno ammalato. Vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!